L'Alberghe Garda Veneto nasce nel 1975 dalla volontà di albergatori, pionieri del settore che hanno capito l'importanza di mettersi insieme e di rappresentare in modo univoco il turismo in tutta l'area del Garda Veneto, quindi da Valeggio sul Mincio, Peschiera, Lazzise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine con San Zeno di Montagna e tutto l'entroterra che oggi tocca quasi il comune di Verona e si apre sempre di più al territorio. Ci occupiamo di tutelare la categoria, di rappresentarla a livello istituzionale e di generare sempre di più nuovi servizi, nuovi ma anche di rinnovare l'esistente in aspetto e con metodo autocritico, cercando sempre di restare al passo con la richiesta delle aziende che oggi sul mercato anche del turismo viaggiano ad una velocità doppia rispetto al pre-Covid e quindi noi siamo chiamati a viaggiare ad una velocità ancora maggiore per anzi anticipare i tempi, quindi le loro necessità. Sviluppare nel prossimo futuro nuovi servizi, integrare quelli che abbiamo già in house e ancora di più aprirci a tutto ciò che il territorio ci richiede, quindi la tutela dell'ambiente, la sostenibilità per aumentare la credibilità della nostra destinazione e qui attraverso un miglioramento della qualità dell'offerta turistica. Mi motiva il fatto che nel 1961 i miei nonni comprarono un piccolo terreno vista lago e non potendoci portare le bestie perché erano coltivatori diretti e piccoli allevatori hanno deciso di investire in questo settore e devo dire che è un aspetto che mi rende molto orgoglioso e tutti i giorni mi dà la spinta per sviluppare ancora di più il nostro settore.